Queste volte si tratta di Lanzarote, la isola dai tanti vulcans che è all'arcipelag des Canaris, ma che è dista dal Marocco dome 90 km. Il suo nome Lanzarote è dovuto a Malocello Lanzerotto, il navigatore italiano che l'ha scoperto per primo dal 1312. Anche se non lo sapevano che lì, prima, de preistorie viveva un'antica popolazione berbere, i Guanci. Per grandezza, Lanzarote è la quarta isola dall'arcipelag. Di fatto, la sua superficie è di 806 km². Le isole vivono circa 140.000 persone e la sua capitale è Arrecife, che conta circa 56.000 abitanti. Io e Marie siamo approdati in queste isole per passare 15 giorni in pace e tal cialt. Dula che di questo, la isola è famosa proprio per sua vicinanza alle Afriche. Il nostro viaggio al partito di Casanestre, ma l'avventura è scomincia a Milano, dove che ho vinciapato l'avion e che, dopo di una fermata a Fuerteventura, l'avion non si è messo più a Lanzarote. Dal nostro resort di Costa Teghise ho cominciato a mettere a pro il nostro iesi lì e ho prenotato qualche escursione conoscitiva. Alle dal nostro resort con piscine, arbori giganti e un giardino con planti e tanti bieli rosi che ho partito per le nostre escursioni. Ho tacchino con la visita dal Parco Nazionale Timanfaya. Il Timanfaya, per via dei suoi imaganti conos vulcanici che si originari tra il 1730 e il 1736, con anche l'attività vulcanica e tacca a ruta su il suo grand mal di stomit in tanti sbocchi di fuoco e lave, è diventato parco nazionale e riserve biosferiche per via dall'UNESCO. Per cumò, il vulcano che è sotto è ferro, ma è sempre attivo dal momento che già a 13 metri, sottiere, la sua temperatura è varia tra i 100 e i 600 gradi. Le dimostrazioni organizzate per i turisti sono palesi. Una, prima, tutti i fiumi di lava sono diversi. Qui è un ristorante che ha quei char e patati sul calore di un pozzo vulcanico. Qui è la dimostrazione di Pizzul Geyser. Qui è evidente che il vulcano è proprio lì sotto. La guida locale però ci ha garantito che i vulcani italiani sono più pericolosi di questo. Il substrato geologico vulcanico dal Parco Timanfaya ha una superficie di oltre 50 km². Il simbolo del parco è il Diablo, il Diaul, una figura fantastica voluta di César Manrique. César Manrique è un artista nato a Lanzarote dal 1919, morto dal 1992 a 73 anni, che ha dato un grande contributo alle formazioni architettoniche delle isole, ridisegnando il paesaggio e valorizzando le bellezze naturali di Lanzarote. Attaccata al Parco Timanfaya, ma sulla costa del mare, è il paese e il golfo. Lì, tra il vulcano e il mare, si c'è un piccolo lago di acqua salata che si chiama Charco de los Clicos.
La sua particolarità è che divè un color verde brillante, dovuto ai salghi che lo popolin, veduto dall'alto, è veramente un bel spettacolo. Jameos de Agua è il complesso di grotti sotterranei formati 4.000 anni fa in seguito a eruzione dal vulcano Monte de Corona. Dulà che la conseguente solidificazione dell'ave ha portato alla formazione di una lunghe gallerie, trasformate in un curioso resort sotterraneo. Queste meraviglie è visitabile grazie proprio al grandissimo lavoro voluto di César Manrique. Ogni dì queste grotte è visitate di miliardi di persone. Con la Corriere ho visitato la Gheria, che è un territorio coltivato a vignale, che il vin blanc sec o dolce, il malvasie vulcanic, viene prodotto di plantis che avevano drenti piccoli sbusi protetti di murezze di lave, che affermino il fuart aer che viene dal mare. In questa escursione la vera sorpresa è stata la cavalcata dai dromedaris, dove che a doi ho fatto un bel percorso pel deserto di Lanzarote come se fossi stati in Africa. Altri capolavori dal poliedrico artista César Manrique è il Giardin dai Cactus. Si tratta di un giardino di forme taronde che al cuvierge una superficie di circa 5 km² con torator murais di blocchi di lave. Gli plantis che sono in questo giardino, per sua varietà e quantità, non si può che definire favolosi. E io e Maria o sin lassa viodilu in biciclette fino a Guatizza. Evitando i pericolosi stradis, ma attraversando i paurosi 15 km di territori desertici che nos separava di Ancones, l'ultimo centro abitato.
vecchi il percorso che ho fatto. Continuando la escursione, si notano gli stasi sempre tutti blancis e anche il nom de stradis e viis, scritti in nero sui murets blancs, tutti in ordine e ben organizzati, che si ripete in tutti i paesi delle isole. A pochi chilometri dal nostro resort è la capitale Arrecife. E sempre con la bicicletta o si inlazza a mangiare il gelato e a visitare il centro città. Parla a Arrecife o si passas davanti alle centrali elettriche o si passas pal piccolo borgo sul mar Las Caletas. Il Grand Port di Arrecife il Castiel di San Gabriele, fatto su dal XVI secolo per parare la città dai pirati di che volte. Poi ho sinlato a Teghise, allora con la Corriere. Teghise è la vecchia capitale di Lanzarote, che è ospite il più grande mercato delle isole. Centenari di baracchi dislocati in tutti gli straduti dal centro, te piccoli e grandi placi, e in qualsiasi canton disponibile. La vacanza è durato poco, ma il tempo lo viene sfruttato a vonde ben, tanto che ho sin tornato a casa contenti. La prossima meta forse a Fuerteventura, se la salute non stormente o staremo un po' di più. O sai che a voi altri dai nostri progetti non su interesse, ma io us saluto di stes. Mandi!